In diretta con l'Aria che tira estate ci ha raggiunto e ne sono davvero contento Andrea Grisanti, professore di microbiologia e clinica all'Università di Padova. Buongiorno professore, tra poco arrivo da lei perché oggi è il giorno in cui il Parlamento voterà, partendo dal Senato, la proroga dello stato di emergenza sanitaria, e chi meglio di lei ci può dare ragguagli su come gestire questa seconda fase dell'epidemia. Ma prima dobbiamo tornare al centro di Roma, attorno ai palazzi della politica, perché Isabella Ciotti ha alcuni importanti aggiornamenti da darci. Sì, Francesco, si va in sostanza verso la proroga dello stato di emergenza fino al 31 ottobre, è questo quello che emerge dal Consiglio dei Ministri che si è concluso da poco qui a Palazzo Chigi e durante il quale il Premier Conte ha espresso ai Ministri la necessità di prorogare lo stato di emergenza di almeno 3 mesi, quindi oltre la scadenza fissata del 31 luglio. Salvini su questo si è espresso partecipando a una protesta degli ambulanti proprio qua vicino a Palazzo Chigi, e ha detto basta con questa emergenza, l'emergenza non c'è più, non possiamo rimanere ostaggio, c'è qualcuno che è interessato più alle poltrone. In più vi aggiorno anche, già che ci siamo, sul fronte della scuola, perché la ministra Azzolina, come sappiamo, è intervenuta alla Camera e ha confermato che a scuola si torna il 14 settembre, ha parlato anche di un investimento per la ripartenza pari a 2,9 miliardi di euro e di 78.000 posti di lavoro a tempo indeterminato richiesti al Ministro dell'Economia per gli insegnanti. Grazie Isabella, e allora parto proprio da qui. Andrea Grisanti, la ripresa dell'attività scolastica assolutamente necessaria per i nostri figli, per le nostre famiglie, sarà all'insegna di una assoluta sicurezza o si rischia di arrivare a questo appuntamento come fosse un salto nel buio? Guardi, rischio zero non esiste, quindi chiaramente la ripresa della scuola è una sfida di carattere logistico, organizzativa e anche direi di gestione di dati. Io, come ho già detto anche in altre occasioni, penso che l'apertura della scuola deve essere basata sulla gestione del rischio e mi spiego un po' meglio. Sicuramente all'interno della scuola devono essere adottate misure di prevenzione e distanziamento, se non altro solo per lo scopo di comunicare l'importanza di queste misure per ridurre il contagio. Dopodiché bisogna anche prendere atto che sarà molto difficile per gli studenti, sia grandi che piccoli, una volta che escono a scuola e attraversano la strada, mantenere quelle misure di distanziamento che limitino il contagio. Quindi professore, a proposito di queste misure necessarie di prevenzione e di distanziamento, che cosa ne pensa di quella che sembra un po' la vera trovata di questo anno scolastico, cioè i banchi monoposto con le rotelle? È un buon presidio per gestire il rischio, come dice lei? Ma guardi, come ho detto, nel momento in cui gli studenti attraversano la strada e si riuniscono, si scambiano cose, quaderni, matite e tante altre cose, lì è completamente finito qualsiasi forma di distanziamento sociale. Io penso che invece debba essere gestita la cosa sul livello della prevenzione, cioè fare in modo che persone e ragazzi che stanno male o accusano sintomatologia respiratoria non vengano a scuola, fare in modo che la temperatura venga misurata in maniera standardizzata e ripetibile, fare vaccinare gli studenti per l'influenza, perché così si evita di creare confusione con l'inizio della stagione di trasmissione, e poi, cosa ancora più importante, dare la possibilità ai presidi di accedere a informazioni sulla presenza di focolai nelle zone di residenza degli alunni e fare in modo che gli alunni... Professor Grisanti, lei parla della necessità della prevenzione. Ieri il Senato ha ospitato un convegno molto controverso organizzato da Sgarbi e da un senatore della Lega, Armando Siri, che per i suoi detrattori è diventato un po' il convegno dei negazionisti del virus. Vero è che a questo convegno ha partecipato Matteo Salvini e ha lanciato un messaggio molto preciso. Lo ascoltiamo e poi le chiedo un commento.
Io mi sono rifiutato di salutare col gomito, perché il saluto col gomito è la fine della specie umana. Piuttosto non salutarmi che darmi di gomito. E se uno mi si avvicina allungando la mano, lo confesso, mi autoaccuso, tanto giovedì il Senato voterà su un altro processo più, processo meno, chi se ne frega, se uno mi allunga la mano io commetto reato e gli stringo la mano. Crisanti. Guardi, io mi sono sempre rifiutato di fare commenti politici, perché una cosa è la scienza, una cosa è la politica. Comunque è chiaro che quando si incoraggiano comportamenti che sono in contrasto con le misure di distanziamento non posso che dissociarmi, veramente, perché noi abbiamo legislato sull'emergenza il 31 gennaio quando c'erano 4.000 casi al mondo, oggi ce ne stanno 260.000 e siamo quasi a 500.000 di morti. Sui nostri schermi campeggia un'altra domanda, perché Matteo Salvini non solo ha rivendicato la stretta di mano, ma non ha indossato la maschera. Non la voglio mettere nell'imbarazzo di commentare le prese di posizione dei politici, ma le rivolgo una domanda molto chiara e banale. La mascherina serve ancora? La mascherina serve. La mascherina è in grado di abbattere drammaticamente la carica virale. Guardi, lo dico per esperienza, perché il nostro ospedale, che ha circa 8.000 dipendenti e che è stato al centro della risposta dell'emergenza Covid, abbiamo avuto pochissimi casi di trasmissione ospedaliera, per la semplice ragione che abbiamo imposto l'uso della mascherina dal secondo giorno dell'epidemia. Dopodiché, professore, capisce bene, è più semplice imporre l'uso della mascherina all'interno di un ospedale piuttosto che imporla in un pub e in un bar, anche perché la percezione che abbiamo nell'opinione pubblica è che stia calando in maniera molto sensibile la paura degli italiani nei riguardi del virus e della sua circolazione. Dunque le chiedo, le multe sono utili anche per compensare una minore paura del virus con una maggiore paura delle sanzioni? Guardi, io chiaramente sono dell'idea che se c'è una legge vada rispettata, e quindi se uno in qualche modo commette un'infrazione in qualche modo ne deve pagare le conseguenze. Detto questo, ritengo che sia molto più utile invece dare messaggi coerenti, perché è chiaro che se noi abbiamo messaggi che non sono coerenti, chiaramente la gente pensa che il virus non c'è più e si sente magari autorizzata a tenere dei comportamenti che non sono indirizzati verso la salute di tutti quanti. Ecco, quindi io più che le multe, che se sono poco in flagrante debbano essere date, perché la legge deve essere rispettata, penso che sia più opportuno concentrarsi sui messaggi. Professore, nei giorni scorsi sul Messaggero, quest'oggi sul Fatto Quotidiano, lei mette in guardia il Paese dal rischio di una seconda ondata già a fine agosto. Sulla scorta di cosa basa questo avvertimento? Ma guardi, non ho detto su una seconda ondata, ho detto che sicuramente riprenderanno i focolai con più vigore, ma guardi, allora noi siamo circondati da paesi in cui la trasmissione aumenta, Francia, Germania, Belgio, Inghilterra, Serbia, Israele. Allora a questo punto io come tecnico mi pongo una domanda: perché in Italia non li vediamo? Perché stiamo facendo qualcosa di molto buono e in questo caso sarebbe veramente interessante capire che cosa stiamo facendo di molto buono, oppure non li contiamo questi casi, non riusciamo a identificarli, oppure abbiamo delle condizioni ambientali particolarmente favorevoli. In ogni caso vale la pena cercare di capire che cosa succede, perché se lo capiamo questo ci dà delle risposte per affrontare in maniera costruttiva il futuro. Ecco, questo che voglio dire. Visto che in tanti sostengono che la natura di questi nuovi focolai sia di importazione, secondo lei è stato corretto da parte del governo bloccare tutta una serie di paesi dove la curva epidemica è ancora molto alta rispetto alla possibilità di arrivare nel nostro paese, e come giudica questi controlli che vengono fatti nei pullman che normalmente riportano in Italia le persone che stanno nell'est Europa, penso alla Romania, alla Bulgaria, all'Ucraina?
Guardi, premesso che noi non siamo mai arrivati a contagio zero e quindi esiste una trasmissione ancora tutta legata all'epidemia che abbiamo appena attraversato, esiste sicuramente il pericolo del contagio di importazione. Penso che sia giusto testare le persone nei pullman, perché il pullman è il mezzo di contatto più pericoloso, ha un bassissimo ricambio d'aria e non c'è personale all'interno che assicuri l'implementazione delle misure di sicurezza, al contrario per esempio degli aerei. Quindi penso che questa sia una misura assolutamente giustificata. Personalmente ritengo che bisognerebbe anche investire di più sul tracciamento delle persone che vengono da paesi in cui l'epidemia è ancora particolarmente elevata. Allora, è notizia di questi giorni che coloro che provengono dai paesi dell'est, Romania e Bulgaria, sono costretti a rispettare l'obbligo di quarantena. E allora voglio coinvolgere in questo nostro momento di approfondimento Silvia Dumitrache, che è la presidente dell'Associazione Donne Rumene in Italia, un'associazione che rappresenta in larga parte anche quelle donne che si occupano dell'assistenza dei nostri anziani nelle nostre case. Ha avuto modo, Dumitrache, alla quale ovviamente rivolgo il buongiorno, di parlare con le sue connazionali che sono rimaste bloccate nel paese. Qual è lo stato d'animo? Salve, buongiorno, grazie per il vostro invito. Sì, ce ne sono tante delle nostre connazionali che sono in Romania e vorrebbero venire, hanno bisogno di tornare in Italia perché le famiglie, datori di lavoro sono in attesa di loro, ma come sono anche tante le persone in Italia che vorrebbero partire almeno una volta all'anno di condividere la vita con la famiglia in Romania, che sono rimaste bloccate qua. Sì, per paura, immagino, Dumitrache, poi di restare bloccate nel proprio paese di origine e non poter più tornare in Italia per lavorare. Dopodiché, Dumitrache, le pongo un problema molto serio, perché lei giustamente dice che ci sono tante famiglie che chiedono che le mie connazionali badanti tornino a lavorare, però davanti all'obbligo di quarantena come si fa? Il fatto che loro tornino a lavorare rischiano di mettere a repentaglio la salute dei loro assistiti, che peraltro sono normalmente persone molto fragili, anziani, disabili. Certo, ma secondo me, visto che l'Italia ha bisogno di manodopera, è l'Italia che si deve dar da fare per tutelare queste persone, le famiglie, i lavoratori, qualsiasi lavoratore. Non puoi lasciare tutto il welfare, tutte le preoccupazioni sulle spalle del singolo. Quindi chi arriva prima della partenza probabilmente che si dovrebbe fare un test 48 ore prima di mettersi in viaggio, anche qua quando si arriva, e se magari come hanno fatto a Milano di mettere a disposizione un albergo, un qualche cosa dove andare per 14 giorni per questo periodo di quarantena sarebbe meglio, perché io non voglio neanche pensare, ma penso che nessuno, al caos che esploderà in Italia se le persone non possono tornare, come è successo anche in agricoltura. Ma non solo le donne che sono aspettate delle famiglie, ma sono tutti i lavoratori che dovrebbero arrivare a fare il loro Abbiamo voluto lavoro. Parlare delle donne romene perché appunto lei rappresenta quella categoria, e soprattutto perché lo sappiamo anche dalle lettere che ci arrivano, la preoccupazione nelle famiglie, soprattutto legata alle badanti. Ci dobbiamo fermare un momento, andiamo in pubblicità e poi proprio anche sulla scorta di queste considerazioni abbiamo ancora un paio di domande al nostro Andrea Crisanti. Mambo Italiano, Mambo Italiano. Allora
Andrea Crisanti, le sottopongo una considerazione che riguarda i nostri anziani, i nostri nonni. Nella fase 1, quella della quarantena, i nostri nonni sono stati sottratti all'affetto dei nipoti per garantire loro la tutela rispetto a possibili vettori dell'infezione. Nella fase 2, quando si ritorna alla vita, per questioni legate ai focolai di ritorno vengono sottratti dell'ausilio, dell'aiuto, dell'assistenza delle badanti e peraltro gli anziani per la loro fascia di età sono stati proprio coloro che più sono stati colpiti dal coronavirus. Ma guardi, io le riporto la nostra esperienza. Noi abbiamo avuto 2 casi di badanti che tornavano dall'est Europa e tutte e 2 sono risultate positive al coronavirus. Hanno infettato praticamente la maggior parte dei passeggeri del pullman su cui viaggiavano e hanno infettato praticamente tutte le famiglie, tutti i componenti della famiglia. In un caso hanno infettato la persona di cui si doveva prendere cura, i genitori e il nipotino. Quindi è chiaro che il problema esiste, il problema può essere risolto perché fortunatamente se una persona è infetta anche senza sintomi è possibile identificarla col test diagnostico che abbiamo a disposizione. Quindi io penso che un possibile compromesso possa essere che le persone che vengono dai paesi dell'est e si devono prendere cura delle persone anziane prima di andare in famiglia fanno il test un paio di volte a distanza di 2 o 3 giorni, se sono negative si raggiungono la famiglia. Quindi penso che sia una cosa gestibile, non è una cosa impossibile da fare. Ecco. Ci vuole un po' di organizzazione, un po' di logistica. Certo. Professore, tra poche ore il Senato voterà la proroga dello stato di emergenza fino a ottobre. Lei personalmente è convinto della utilità di questa decisione? Guardi, senta, il Parlamento ha votato lo stato d'emergenza a gennaio sulla base di 4.000 casi nel mondo e nessun caso in Italia. Adesso i casi nel mondo sono 260.000 e abbiamo trasmissione in Italia, quindi diciamo dal punto di vista logico penso che non ci siano dubbi che lo stato d'emergenza, la proroga dello stato d'emergenza è coerente con quello che è stato fatto il 31 gennaio. È chiaro che poi lo stato di emergenza viene giustificato anche dalla necessità operative e da semplificazioni e qui certo è un peccato che si debba ricorrere allo stato di emergenza per fare queste cose. Ecco, questo è il mio pensiero riassunto in poche parole. Grazie al professor Andrea Crisanti, grazie anche a Silvia Dumitrache. Noi dobbiamo andare in pubblicità, lasciare la linea al telegiornale. Io vi ricordo che la Raghetti Restate, come sempre, ritorna domani alle 11 in diretta. E io vi